È una grande soddisfazione perché in questi anni con la Confapi ho imparato tante cose, con la Confapi Veneto sono cresciuto anche a livello professionale e l'esperienza di lavorare con gli imprenditori Veneto è veramente un'esperienza che auguro a tutti di provare. Così William Beozzo commenta la sua riconferma alla guida di Confapi Veneto che segue le piccole e medie imprese, quelle che sono da sempre il motore della nostra regione e che in questi anni difficili stanno soffrendo una crisi che pare non dare tregua. Stiamo vivendo una difficoltà generale, ma non è una difficoltà solo del Veneto o dell'Italia, è una difficoltà che sta attraversando l'Europa a livello anche globale. Io sono convinto che l'imprenditoria veneta, conoscendo in questi anni gli imprenditori veneti e soprattutto quello che riguarda il nostro comparto, sono molto resilienti al cambiamento. L'impresa veneta secondo me ha la forza di reagire e può ritornare a essere quella locomotiva importante per il nostro paese, insomma, ecco, sono convinto di questo. Le ultime notizie parlano di un Veneto che non è più la locomotiva d'Italia. Beh, abbiamo tirato per tanti anni, era giusto un po' riposarsi, no? Adesso ritorniamo a prendere in mano la guida della locomotiva e sono convinto anche che con questa nuova amministrazione regionale abbiamo una marcia in più. Nel Bassanese la situazione qual è? Noi nel Bassanese, diciamo nell'area pedemontana, soffriamo un po' di quello che è la crisi della meccanica, dell'automotive. Speriamo che riusciamo a venirne fuori perché ci sono moltissime aziende collegate a questo ambito. Secondo me anche lo Stato centrale qua deve dire qual è la linea. In tutto questo però c'è una cosa che pesa tantissimo, ovvero il costo aumentato delle materie prime, il costo aumentato dell'energia. Noi dobbiamo cominciare a ragionare sui cambiamenti nella politica energetica, cioè un paese non può dipendere da altri per alimentarsi con l'energia. E lei che futuro vede? Ma io devo essere positivo, devo guardare i dati con positività. Non nego che c'è una preoccupazione su quest'anno perché sarà un anno molto difficile, soprattutto dopo il secondo semestre, quando finiranno i soldi del PNRR, quindi noi siamo pronti ad affrontarlo.